Tutto inizia con la settimana sociale dei cattolici nazionale a Taranto. Alla conclusione di quella settimana sociale, nel documento conclusivo, invitavano tutte le parrocchie a costituire una comunità energetica. Ecco. Da quella provocazione in diocesi di Treviso si è ragionato, si è fatto un cammino, un percorso e siamo arrivati alla conclusione che creare una comunità in ogni parrocchia non aveva senso, anzi era una perdita di energia e uno sforzo che non aveva senso. Questa fondazione, che ha una struttura diocesana, gestirà tutti questi sottogruppi, quindi tutte queste piccole comunità che nasceranno all'interno delle cabine primarie. Si inizierà con le parrocchie e quindi andremo dove è possibile a installare degli impianti fotovoltaici, solo che una cabina primaria normalmente copre alcuni comuni e una decina di paesi, parrocchie. Se su una parrocchia si può installare 20-30 kW, l'obiettivo che noi abbiamo, che nei nostri proiezioni economiche di business plan che abbiamo creato, abbiamo visto che dobbiamo arrivare almeno a 1 megawatt, quindi a 1000 kW per ogni cabina primaria. Significa che se installiamo 20-30 kW su ogni parrocchia, arrivare a 1000 è lunga la strada. Ecco perché abbiamo bisogno di coinvolgere persone, famiglie e imprese in modo tale che questa comunità diventi una grande comunità. Ecco. Il modello di governance è chiaramente, noi adesso ci siamo costituiti in fondazione e abbiamo lanciato una campagna di raccolta dell'interesse da parte della popolazione. Noi in diocesi di Treviso ci sono 1 milione di abitanti, 263 parrocchie. Accedendo al sito della diocesi www.trevisotv.it si può manifestare l'interesse a partecipare o come produttore o come consumatore. Diciamo che la struttura poi per la gestione delle tante CER che andremo a costruire passa per una piattaforma tecnologica che abbiamo non realizzato, ma andremo a utilizzare grazie a un accordo di partnership tecnologica con la Regal Grid Group, la quale ci metterà a disposizione questa tecnologia che mette in comunicazione, in relazione i vari pod, quindi i vari contatori. Comunità energetica rinnovabile significa 4 aspetti importantissimi, positivi. L'aspetto ambientale, andiamo a installare impianti fotovoltaici, andiamo a produrre energia da fonti rinnovabili. L'aspetto economico è nella condivisione e nel consumo istantaneo che c'è l'incentivo e lo sarà per 20 anni. L'aspetto sociale, questo incentivo noi lo vorremmo destinare a chi fa fatica a pagare le bollette. È un aspetto di partecipazione, dobbiamo essere in tanti perché è nella condivisione, l'obiettivo dei 1000 kW nel megawatt è fondamentale. Per arrivarci non bastano le 3-4 parrocchie, ci devono essere persone, ci devono essere imprenditori, commercianti, dobbiamo essere in molti perché la comunità è fatta da tante persone.